Va ora in onda Potere al Popolo. Ah, mi piace questa velocità. Ritmo, velocità, si cantava un po' di anni fa. Buongiorno, Sammy Varin, 5 minuti dopo le 11, Radio Libertà. Seconda parte della nostra e della vostra controinformazione con i vostri messaggi WhatsApp. Ne sono arrivati come al solito a decine al 340670969 a completamento della rassegna stampa. Le ultime notizie, il sito del Corriere apre con: Israele non si ferma e bombarda a tiro, 9 morti, elicottero USA cade vicino a Hormuz, salvi i piloti, Trump: se dico a Netanyahu di fare una cosa, la fa. Sa come mai? Ormai ci siamo abituati a determinate affermazioni che non trovano poi alcun fondamento. Dal sito del Corriere a quello di Repubblica, che mette ancora la fotografia del missilone caduto a terra. Iran, l'arsenale missilistico resiste e per Teheran è un'altra carta al tavolo dei negoziati. Missilone conficcato nel terreno e chiaramente dietro abbiamo sempre il tizio con la camicia bianca. Ci chiediamo tutti quanti chi sia e quanto mai possa aver ricevuto per tutte queste foto, ma sono le disanime del Sammy Varin. Sto guardando se ci sono altre notizie che possano interessarvi. No, e allora tra pochissimo la musica indipendente con un gruppo sperimentale particolarissimo che si chiamano Metamorfosi in Viola. Non garantisco nulla, assolutamente particolari. Il Segui la Lega con gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, ma subitissimo il Qui Parlamento, il collegamento, la finestra quotidiana con il Parlamento, parlando di scuola, linea ad Elena Murelli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici. Oggi parlo in quest'Aula non nel mio ruolo istituzionale e non solo, ma da genitore, o meglio da mamma. Da mamma, quella parola che qualcuno nel mondo della scuola vuole togliere. Perché? Perché oggi questo provvedimento affronta una questione molto delicata, che riguarda il rapporto tra scuola e famiglia, due pilastri fondamentali della crescita dei nostri ragazzi. Vorrei innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco che spesso accompagna questo dibattito. Questa proposta non è contro la scuola, non è contro gli insegnanti, non è contro l'educazione affettiva e sessuale. Al contrario, essa nasce dall'esigenza di rafforzare quel patto educativo che deve unire una famiglia e l'istituzione scolastica, nella piena consapevolezza che educare significa accompagnare i giovani in un percorso complesso che coinvolge conoscenze, valori, sensibilità e responsabilità. Vorrei essere molto chiaro su questo punto, perché come capogruppo della Lega in Commissione Senato Affari Sociali e Sanità Lavoro ho più volte sostenuto l'importanza di rafforzare nelle scuole l'educazione sanitaria, compresa l'educazione sessuale. Non considero questi temi un tabù, ma strumenti fondamentali di prevenzione e promozione della salute. E proprio per questo ritengo che devono essere affrontati con serietà, con competenza scientifica e responsabilità educativa. Oggi assistiamo a una preoccupante crescita delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall'HIV, soprattutto tra i più giovani, e a un aumento delle infezioni che richiedono maggiore attenzione e consapevolezza. Allo stesso tempo, temi importanti come la fertilità, la prevenzione dell'infertilità, la salute riproduttiva, la consapevolezza del tempo biologico e le opportunità offerte dalla preservazione della fertilità attraverso il congelamento degli ovocidi sono spesso poco conosciuti dalle nuove generazioni, oppure gli diamo meno informazioni corrette e arrivano ai ragazzi attraverso non i professionisti sanitari qualificati come i medici, ginecologi,
esperti della prevenzione, ma arrivano troppo spesso attraverso i social network, gli influencer o i contenuti reperiti online, dove la ricerca del consenso e della visibilità prevale talvolta sul rigore scientifico. Per questo ritengo che la scuola possa e debba svolgere un ruolo importante anche nell'educazione sessuale e alla salute, ma proprio perché si trattano di temi delicati che coinvolgono aspetti sanitari, relazionali ed etici, è fondamentale che le famiglie siano informate, coinvolte, messe nelle condizioni di conoscere preventivamente i contenuti proposti, perché una maggiore partecipazione dei genitori non indebolisce questi percorsi educativi, ma li rende più autorevoli, più condivisi, più efficaci. Il disegno di legge introduce un principio semplice: quando si affrontano attività extracurricolari o progetti integrativi che riguardano temi attenti alla sessualità, i genitori devono essere preventivamente informati sui contenuti, sui materiali utilizzati, sugli obiettivi formativi e sugli eventuali soggetti esterni coinvolti, affinché possano esprimere un consenso consapevole. Francamente mi chiedo, cosa c'è di rivoluzionario nel chiedere trasparenza? In ogni ambito della nostra vita il consenso informato rappresenta una garanzia di libertà e di partecipazione. Non si comprende perché proprio quando si parla dell'educazione dei figli alcuni ritengono che le famiglie debbano essere tenute all'oscuro o relegate a un ruolo marginale. La famiglia deve ritornare ad essere responsabile dell'educazione dei nostri figli. Da madre di 3 figli in età diverse, prima ancora che da parlamentare, sento molto questo tema, perché ogni figlio vive fasi differenti della crescita, ha una sensibilità diversa, pone domande diverse ed ogni genitore ha il diritto e il dovere di accompagnare questo percorso educativo. Per questo ritengo del tutto ragionevole sapere in anticipo quali argomenti verranno trattati, quali materiali saranno utilizzati, quali soggetti rientreranno nelle aule scolastiche. Non si tratta di esercitare un controllo ideologico della scuola, si tratta di esercitare una responsabilità educativa che la nostra Costituzione riconosce ai genitori e che nessuna istituzione può sostituire. La scuola ha una funzione insostituibile nella formazione culturale e civile dei giovani, ma non può diventare l'unico soggetto a decidere su temi che incidono profondamente sul futuro dei nostri giovani. In questi mesi il ministro Valditara ha più volte è intervenuto con interventi sull'educazione affettiva dei ragazzi e sulla loro salute mentale, per intervenire sull'aspetto e sull'intercettazione del disagio giovanile. Ha più volte anche chiarito su questo provvedimento che non elimina l'educazione sessuale né impedisce percorsi formativi seri e scientificamente fondati. L'obiettivo, come dicevo, è garantire trasparenza, evitare confusioni educative, riaffermare il diritto delle famiglie a conoscere e condividere i percorsi proposti dalla scuola. È una visione che condivido e volevo appunto portarla in quest'Aula perché è una scelta di prevedere criteri rigorosi per la partecipazione di soggetti esterne affinché le scuole entrino figure realmente qualificate, selezionate sulla base delle competenze professionali, della coerenza educativa, della trasparenza delle informazioni. Chi teme che il consenso informato possa limitare l'autonomia scolastica dimentica che la fiducia tra scuola e famiglia si costruisce proprio attraverso la condivisione e la trasparenza, non attraverso l'esclusione dei genitori da scelte che riguardano i loro figli. Questo disegno di legge riafferma un principio molto semplice: la scuola educa insieme alle famiglie, non al posto delle famiglie. La scuola non può plasmare i nostri giovani su ideologie, ma dare informazioni trasparenti. La nostra Costituzione riconosce ai genitori il diritto e il dovere di educare i propri figli. Lo Stato e la scuola hanno il compito di accompagnare questa responsabilità e non di sostituirsi ad essa. Per queste ragioni considero questo provvedimento un passo avanti verso una maggiore trasparenza, una più forte alleanza tra scuola e famiglia, una più efficace tutela del percorso educativo dei nostri giovani. Perché? Perché educare significa costruire il futuro e il futuro dei nostri figli merita fiducia, responsabilità, libertà e soprattutto rispetto reciproco.
Grazie. Qui Parlamento. Monet, Schiller, Dali, Modi. Nessuno poi capì. I sogni cadono da giorni, dormo, non ci sono più, sparisco e non ci sono più, non mi rimane che sparisco e non ci sono più, non mi rimane che il tempo che è malato, il giorno non esiste, un pomeriggio chiaro senza più nessuno. Il tempo che è malato, il giorno non esiste, un pomeriggio chiaro senza più nessuno. Nessuno. Facciamo gli esperimenti, come da piccoli con il piccolo chimico, vi ricordate? Beh, la nostra è una radio sperimentale al 100%, un laboratorio di cronaca, di politica, ma anche musicale, perché Sammy Varin ogni giorno vi propone e a volte vi propina una medicina diversa rispetto a quella solita sbobba che vi viene regalata dalle grosse e grasse radio.
radio. Dal punto di vista musicale, solo artisti indipendenti. Sammy Varin ogni mezz'ora vi fa ascoltare nuove emozioni, e oggi le emozioni sono veramente toste con un gruppo che si fa chiamare Metamorfosi in Viola. Non assicuro nulla, signori, su quello che stiamo per raccontare. Con noi Massimiliano Sperduti, ciao! Buongiorno a tutti! Ciao, buongiorno. Abbiamo sentito il pezzo intitolato Ellen, le ombre, l'ipocrisia della società moderna, e attenzione, un intero album con le ossessioni, gli incubi, la falsità della gente. Signori, io qua mi fermo. Massimiliano, raccontaci un attimo cosa contiene questo album e qual è la poetica del tuo gruppo. Tu e Simone portate avanti questa Metamorfosi in Viola, partendo, perché no, dal nome Metamorfosi in Viola. Cosa significa? Dunque, Metamorfosi in Viola nascono nei primi anni 2000 su iniziativa di Simone Osmari. Lui lesse Kafka e quindi questo fu ispirato da quel libro per dare il nome alla band, diciamo. Capito? Per cui c'è questa motivazione, ma nella vostra musica c'è più di una motivazione. Che cosa significa le ossessioni, gli incubi, la falsità della gente? Quale indagine proponete in questo album? Diciamo, quando abbiamo scritto questo album, in questo album c'è un po' di rabbia verso la società. Il messaggio che noi vogliamo dare a chi ci ascolta è: svegliatevi, siamo ancora in tempo per cambiare le cose, perché come anche lei penserà, viviamo in un mondo malvagio e corrotto, e speriamo con il nostro messaggio di portare un po' di pace, un po' di giustizia per tutti. Ecco, questo è ciò che noi intendiamo fare con la nostra musica. Pace e giustizia per tutti ci piace, assolutamente sì, e a quanto pare è un messaggio che piace, perché negli anni, leggo, avete girato decine, centinaia di palchi, conoscendo persone e portando avanti la vostra musica anche con grandi artisti. Quali sono le esperienze che ricordi, se chiudi gli occhi per un attimo, quelle che ti sono più rimaste impresse in questi anni, e quelle magari a venire, visto che ci aspetta una primavera ormai conclusa, un'estate caldissima, e immagino che vi mostrerete in qualche evento all'aperto? Io spero di sì. Guarda, devo precisare che io mi occupo soltanto di scrivere testi, sono un paroliere, non un musicista, e da pochi anni collaboro con Simone. Purtroppo non ho avuto il piacere di stringere la mano a diversi musicisti e di conoscere molti artisti, ma spero in futuro di farlo, insomma. Spero di provare questo brivido, ecco. Beh, penso che su questo non ci siano assolutamente dubbi, portando avanti dal punto di vista del testo quello che trasmettete musicalmente, poi ci si conosce, ci si racconta. Senti, a proposito di un qualcosa su cui discuto spesso con gli artisti indipendenti, a proposito di intelligenza artificiale nella musica, qual è il vostro rapporto con questa intelligenza artificiale? Già la utilizzate? L'avete bandita completamente? Come si può domare una rivoluzione del genere che vedo, sento dal punto di vista musicale si fa sentire sempre di più, e a volte addirittura è così bella che non ci accorgiamo neanche che venga utilizzata? Guardi, devo dire la verità, io non sono molto favorevole all'intelligenza artificiale. Come paroliere non mi sono mai servito dell'intelligenza artificiale. Come romanziere, avendo pubblicato già un romanzo, mi sono a volte fatto dare qualche spunto per la descrizione di qualche paesaggio, di qualche città a me sconosciuta,
chattando con GPT, ecco. Ma diciamo che secondo me ognuno deve essere se stesso e utilizzare l'intelligenza artificiale il meno possibile. Io cerco di fare così. Mi raccomando, anche voi a casa, andiamoci piano, e anche se, ripeto, alla fin fine basta che cerchi qualcosa su Google e ti risponde già automaticamente l'intelligenza artificiale. È un po' strano, ma è così. Signori, Massimiliano, Simone fanno parte del gruppo Metamorfosi in Viola. Ultima domanda, ma soprattutto per me, dove vi posso trovare sui social? Ci siete? Perché io ho provato, ad esempio, su Instagram, mi è venuta fuori qualche foto, ma non sono riuscito a inquadrarvi bene. Ci siete sui social? Sì, siamo sui social e ci chiamiamo Canoni Inversi, che è il nome di un progetto differente, perché siamo sempre noi, ma siamo anche i Canoni Inversi. Diciamo due gruppi e due persone, sempre le stesse persone, solo che sono due progetti differenti. Ecco. Ci trovate Canoni Inversi su Instagram. Me lo sono scritto, Canoni Inversi. Grazie. Signori, se amate questo genere, cercateli così, e io non posso che ringraziarti, Massimiliano, perché nella nostra radio più sperimentale che mai sotto vari aspetti, anche i vostri esperimenti musicali ci stanno assolutamente. Buon lavoro e buona musica. Un abbraccio di cuore, grazie a voi. A prestissimo, signori, e a prestissimo con voi, e certo, perché io tra qualche minuto, se volete, apro anche le linee. Chi ci ascolta in diretta alle 11.26 può tranquillamente disturbarci chiamando il numero fisso 0292947222, lo ripeto per i nuovi ascoltatori, numero fisso 0292947222. Capita sempre intorno a metà settimana di avere qualche spazio libero, e lo sapete, quando ho tempo effettivamente lo regalo a voi, che siete i migliori editorialisti sul mercato, per commentare le notizie del giorno. Anche naturalmente il nostro numero WhatsApp 340 67 09 659. Potete scrivere un messaggio WhatsApp, lo potete fare anche audio o video, ci compare direttamente sul nostro computer, più comodo di così. Se fate i bravi, ho qui sul quotidiano Il Tempo l'articolo di Matteo Cassol, di cui vi ho accennato prima in rassegna stampa, che si intitola L'ultima passione della sinistra: usare il babau Vannacci come arma di distrazione. Avrete letto un settimanale con la copertina, con la faccia brutta del generale Vannacci, Incubo Vannacci. Beh, insomma, scrive Matteo Cassol oggi sul quotidiano Il Tempo, c'è una nuova disciplina ginica della coscienza sedicente progressista, quasi altrettanto velleitaria ma meno faticosa della costruzione di una coalizione alternativa e di un programma dotato di qualsivoglia contenuto potabile, nel senso che la sinistra siamo ancora al palo con il programma zero. Che cosa decide di fare quindi la sinistra? Decide di spiegare alla Meloni cosa debba fare o non fare con il generale Vannacci, e perché in ogni caso sarà la sua rovina. Sognare la riscossa evocando l'incubo, il passo dell'oca, le aquile imperiali, è la postura preferita dai buoni e giusti di questi tempi. È il rito propiziatorio per rimettere in moto il carrozzone dell'antifascismo performativo e preformativo, la speranza nera a cui aggrapparsi per illudersi che la destra inciampi, perda, finisca naturalmente appesa a testa in giù. La sinistra, incapace di costruire uno schieramento decente per sé, si affanna nel sabotaggio di quello avverso. Nessuno dice nulla di nuovo, nessuna linea comune propria, ma su Vannacci, sulla maggioranza e sulla dannazione finale, le idee di politici, giornali e salotti virtuosi sono adamantine. Il processo, con sentenza ovviamente già scritta, è partito: usare il generale per tentare di affossare la Meloni.
Se Meloni imbarca Vannacci, ecco la prova, la destra è eversiva, il governo si consegna agli estremisti, la premier getta la maschera. Se non imbarca Vannacci, ecco l'altra prova, la destra è comunque ostaggio dei nostalgici, è un congegno non falsificabile, l'accusa precede i fatti, li forza, li trucca. La colpa sorge prima della scelta e ogni scelta diventa conferma della colpa con denuncia a media unificati. Vannacci, d'altra parte, è quasi perfetto per il ruolo che gli avversari vorrebbero cucirgli addosso, materiale buono per riportare in tournée la messa in scena dell'Onda Nera. Dopo anni di fascismo evocato in assenza di fascismo, ecco una sagoma fresca di mimetica per poter gridare «Visto?». Ma schiamazzavano già e continuerebbero anche senza di lui. Prima c'erano La Fiamma, l'MSI, Almirante, Casa Pound, H. Lerenzia, il 25 aprile, Telemeloni, il regime immaginario, il trampismo, la democrazia in pericolo, la sciamana, la genealogia del male eterno. La macchina è già stata spremuta fino all'ultimo bullone, a pieno regime, quello sì, regime. Editoria, televisioni, festival, appelli, podcast, monologhi, copertine ospitate, commemorazioni trasformate in rieducazione nazionale. Hanno già abusato di prediche, anatemi, condanne. Meloni era incompatibile con la democrazia. Prima del voto, dopo il voto, a ogni nomina, ogni ricorrenza. Risultato, la destra ha vinto, governa, può vincere, può ancora governare. La premier non caschi nel tranello, scrive Matteo Cassola oggi sul quotidiano Il Tempo, ha già scontato l'accusa di fascismo e non ne è rimasta scalfita. Non ci credono più nemmeno loro. Fuori dalla propaganda altrui, tuttavia, resta il merito politico. Vannacci non nasce nel vuoto, nasce nello spazio che una destra di governo, pur capace di stabilità e durata, ha lasciato parzialmente sguarnito sul territorio dei nervi vivi del proprio elettorato. Immigrazione, frontiere, rimpatri, sicurezza, sovranità, Europa, politicamente corretto. Qui Meloni non può eludere la scelta, può aprire a Vannacci o tenerlo fuori, purché non rinunci a presidiare i temi che danno presa al generale. In entrambi i casi la chiameranno fascista, ma vincerà. Oppure può guardare soltanto al centro e ai moderati la chiameranno comunque fascista, ma rischierà di perdere, perché quei temi esistono ed esisteranno sempre più. In ogni caso non scelga mai in base all'allarme antifascista. Suonava ieri, suona oggi, suonerà domani, ma ormai non è più una sirena, è una pernacchia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Oh, la vita è una sola, se ama, se campa e se magna. Me sveglio tardi, il sole spacca Roma, e il dottore mi guarda e mi s'accolla. Meno fritti, più dieta, dattene regolata. Io gli dico dottore, ma che è sta vita scondita? Perché sta vita è corta e ce lo sanno pure i muri. E se devo dire accampare, me lo fammi strafogare. Dimmi tu che devo morire, se devo vivere a insalata così. Dammi il sole, dammi Roma, dammi un maritozzo con la panna. Se domani poi finisce, pace così sia. Mi sono goduto il gusto e pure l'anima degli mortacci sua. Fino all'altro giorno ero sereno, mangiavo sano e andavo a cuore. Poi l'analisi è dutac, m'hanno segato il futuro. Non mi godo ciò che resta, lo faccio come dico io, con due uova in padella e il compare che mi strilla, perché la vita è un attimo che passa veloce. Ai canzoni preferisco le cazzate della Vicky. Dimmi tu che devo morire, se devo vivere a insalata così. Dammi il sole, dammi Roma, lasciami la fritta con la crema. Se domani poi finisce, pace così sia. Mi sono goduto il gusto e l'anima di lì, meglio mortacci sua. E la sera al banchetto sotto al lampione che lampeggia, ventresca e pancetta a panonta che cantano un coro. Poi nel vicolo il profumo sale piano, porchetta da riccia e pane dell'Aghiano. Dimmi tu che devo morire, se devo rinunciare a ste magie così. Da una risata e una foglietta, Roma mi insegna come devo campare. E quando domani finisce, amen e così sia. Mi sono goduto il gusto e l'anima del mortaccio che so io. Au, 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 au. La dieta la famo domani, mo passami il panino e un bicchiere di vino, quello buono. Dimmi tu, dimmi tu, dimmi tu, dimmi tu, dimmi tu. Un brano molto intenso dal sapore romano, Dimmi tu, di Carlo Audino. Godiamo appieno di ogni istante della nostra vita come fosse l'ultimo, bando alla tristezza. Un po' di ottimismo? Lo proviamo? Sorrisino? Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Chiaro che se il Sammy Varin vi sta parlando in questo momento vuol dire che siamo assolutamente ottimisti, soprattutto sul futuro della Lega. Il quotidiano La Stampa, pagina 15, tu dici pericolosamente sul quotidiano La Stampa, titola La trattativa aperta di Salvini, garanzie per i suoi alle politiche e congresso sullo statuto in 4 mesi. Siamo alla vigilia del federale della Lega, ci sarà domani, mercoledì. Zaia e Fedriga in pressing sul segretario, chiaramente è un retroscena oggi sulla Stampa da parte di Francesca Del Vecchio. Si tratta, scrive nell'articolo, di un passaggio complesso, quello della trasformazione della Lega che potrebbe partire proprio domani. Da un lato, la proposta di Luca Zaia di rimodulare il partito Lega sul modello tedesco, CDU, CSU,
per dare maggior peso alle regioni del nord. Dall'altro, la tutela di un corpo elettorale conquistato a suon di battaglie identitarie e slogan sovranisti, un corpo elettorale che riguarda tutta l'Italia. Ma come tenere insieme queste due esigenze? Per questo il confronto con Zaia e Massimiliano Fedriga non riguarda semplicemente una distribuzione di incarichi. I due sanno che il loro peso politico è cresciuto e non sembrano disposti ad accettare ruoli privi di sostanza. Se dovranno assumere maggiori responsabilità nel partito, Zaia e Fedriga chiedono poteri reali, autonomia su alcuni dossier e la possibilità di incidere davvero sulla linea. Salvini, dal canto suo, spingerebbe per una transizione morbida anche nel lessico, oltre che per avere rassicurazioni sulle quote alle prossime politiche per alcuni dei suoi fedelissimi. Certo è che il potere contrattuale di Salvini in questa trattativa appare più limitato rispetto al passato. Siamo in un retroscena sulla Stampa, ricordate? I sondaggi impietosi che lo danno intorno al 6%, le continue fuoriuscite leghiste verso il partito di Roberto Vannacci hanno indebolito il leader e infatti la richiesta di aprire una fase nuova e tornare alle origini del sindacato del territorio non arriva più soltanto da singole correnti o dai critici storici della segreteria, ne hanno coscienza anche pezzi importanti del partito, fino ai più alti dirigenti che solo pochi mesi fa non si sognavano neanche di mettere in discussione l'attuale assetto. Ora, a immaginarsi un dibattito televisivo con Vannacci, pensano che sarebbe persino rischioso, oltre che controproducente. Ribadisco e discoriba, stiamo leggendo il quotidiano La Stampa. Qualcuno forse di voi la pensa in modo diverso? Decisamente sì. Prosegue l'articolo, il retroscena della Stampa. Salvini si sarebbe confrontato anche con il governatore del Veneto e vice segretario Alberto Stefani durante un pranzo a Roma giovedì scorso, aperture che sono state lette come segnale di disponibilità da parte dello stesso Salvini a avviare una riflessione sul futuro del movimento. Ma la questione resta come tradurre questa consapevolezza in una nuova architettura del partito. Una delle ipotesi più accreditate è quella di un congresso statutario già a settembre, non un congresso ordinario, visto che quello federale si è celebrato appena un anno fa, confermando Salvini alla guida per altri 4 anni, ma un passaggio straordinario per modificare le regole. L'obiettivo sarebbe costruire una soluzione morbida, capace di redistribuire responsabilità e poteri senza arrivare a una resa dei conti. Domani potrebbe emergere un primo tassello di questo percorso. Tra le opzioni in campo, tra le più accreditate, c'è l'affidamento a Zaia di un ruolo di coordinamento del Nord. Ma anche in questo caso il nodo non è la carica. Chi tratta per conto dell'ex governatore veneto ripete da giorni lo stesso concetto: nessuna disponibilità a fare da garante di una fase nuova senza gli strumenti per guidarla. Un ragionamento che vale anche per Fedriga. Il Consiglio federale, convocato per tutti solo in presenza a Roma, difficilmente chiuderà la partita, più probabilmente ne fisserà le regole, in attesa di una seconda tranche di trattative che porterà la 2 giorni del 4 e 5 luglio a Treviso, dove potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali. E a proposito di Treviso, non sono pochi i malumori della segreteria provinciale per la mancanza di condivisione dei programmi dell'appuntamento. Nessuna informazione su luogo e dettagli, in un'ottica di un maggior coinvolgimento del Nord, le premesse non sembrano delle migliori. Abbiamo voluto leggere questo retroscena contenuto sulla pericolosissima Stampa e naturalmente, se avete qualcosa da obiettare, potete chiamare al volo lo 0292947222. Siamo in diretta alle 11:43, chiaramente l'occasione è d'oro per dire la vostra su questo cambiamento che la Lega si appresta a fare, sempre dalle indiscrezioni quotidiane, perché non ci sono riferimenti ufficiali, dichiarazioni ufficiali da via Bellerio. Intanto
a proposito di Lega, a proposito di appuntamenti da non scordare, per chi ci segue in diretta, questa mattina Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo a Milano nel corso della mattinata, penso che sia ancora in corso, presso lo stabile Aler di via Baroni. Questa mattina, a partire dalle ore 10, Matteo Salvini si trova in quel di Milano, ma ci si prepara a una bella pericena sul lago d'Iseo. Questo venerdì 12 giugno è andare in un luogo incantevole facendo una pericena con la Lega, uno ci fa anche un pensierino. Questo venerdì 12 giugno alle 20 la sezione di Provaglio d'Iseo, in collaborazione con la segreteria provinciale della Lega di Brescia, organizza la seconda edizione della pericena sul lago d'Iseo. Venerdì 12 giugno, ore 20, presso l'hotel Villa San Giuseppe di via Nobile Fenaroli 1 a Provaglio. Saranno presenti numerosi esponenti politici e si mangia e si beve, antipasti, risotto, buffet di dolci, acqua e vino, e apericena, chiamasi così. Se siete in zona, questo venerdì ore 20, Provaglio d'Iseo, apericena sul lago d'Iseo con la sezione della Lega. A proposito di appuntamenti da non scordare, fatemi vedere. Segnalazione da mettere in calendario: la festa della Lega a Caronno Varesino, qui siamo in provincia di Varese, presso l'area festa parco giochi in via Macchia, Caronno Varesino. Segnate in calendario venerdì 19 giugno, da prenotare la cena provinciale con servizio al tavolo, antipasti misti, gnocchi al ragù, arrosto con patate, dolce, acqua, vino, caffè, DJ set, ma soprattutto la possibilità di incontrare i politici locali della Lega, compresi naturalmente quelli che si sono battuti alle ultime elezioni amministrative. Ci troviamo venerdì, non questo il prossimo, il 19 giugno, alla festa della Lega di Caronno Varesino, presso l'area festa Parco Giochi di via Macchi. Ci siamo già passati qualche volta, è vero, in passato ormai è un storico appuntamento. Storica anche la festa della Lega a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria. Siamo alla 24esima festa della Lega. Come dicevamo, la Lega è il partito più vecchio, più antico del nostro Parlamento e di tutta Italia. Resistiamo, ci portiamo avanti una tradizione importantissima, ma giusto è anche rimodernarci. A Fubine Monferrato sicuramente se ne parlerà questo venerdì 12 giugno a questo importante evento con il presidente della Lega Piemontese Riccardo Molinari, il segretario provinciale Lino Pettazzi, ma anche tutti gli esponenti politici locali del Piemonte. Venerdì 12 giugno si comincia ballando tutti in pista con l'orchestra spettacolo Enrico Cremon Daina Manfred Music Band. Si prosegue sabato 13 la serata di liscio melodico moderno con Free Music Band e domenica 14 giugno ancora grande serata danzante con l'orchestra I Controcorrente, un'occasione d'oro, devo dire, per passare una serata in compagnia, ballando, ascoltando buona musica, ma anche ascoltando i politici locali della Lega. Chiaramente si mangia con ristorante dalle 19:30, prosciutto e melone, bruschetta, insalata di mare, agnolotti alla piemontese, lasagne al forno, fritto misto alla piemontese, rosbif, pesce spada alla griglia, seppie alla griglia, patatine, insalata mista, piatto vegetariano, macedonia, bunè, panna cotta e gelato. C'è anche il menù bimbi con pasta al pomodoro, cotoletta, patatine, mezz'acqua a pochi euro. Chiaramente l'occasione proprio di portare tutta la famiglia. Chi ci segue in diretta, oggi è martedì 9 giugno, questa sera arriva il presidente di Regione Lombardia ad Azzate, in provincia di Varese. La Lombardia che cambia.
territori, comunità e futuro. Questa sera 9 giugno alle 20:45 presso la sala consiliare di Azzate, Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani, dialogo pubblico con Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Se siete in zona, Azzate, pochi chilometri da Varese, ma anche una mezz'oretta da Milano, ci si arriva tranquillamente senza traffico a quell'ora. Ancora appuntamenti da non scordare targati Lega, e anche qui un altro evento importante storico per la Lega Bergamasca, la festa della Lega Pianura Bergamasca, 12, 13, 14 giugno al Palaspirà di Spirano in provincia di Bergamo. Ospiti politici, musica, ottima cucina bergamasca. Domenica 14 anche a pranzo su prenotazione. Festa della Lega Pianura Bergamasca 12, 13, 14 giugno al Palaspirà di Spirano in provincia di Bergamo. E posso già dirvi, te che mi compare, dove l'è? Ce l'ho qua. Eccolo qua, Massimiliano Romeo, domenica 14 giugno, ore 19:30, ospite alla festa della Lega Pianura Bergamasca. Romeo, capogruppo al Senato della Lega e capo della Lega Lombarda. Subito dopo Romeo, alle 20:30, sempre domenica 14 giugno, alla festa della Lega Pianura Bergamasca a Spirano in provincia di Bergamo, Matteo Salvini. Domenica 14 giugno, ore 20:30, Matteo Salvini al Palaspirà di Spirano in provincia di Bergamo. Direi che le emozioni non mancano, soprattutto, signori, se avete anche voi qualche evento, qualche festa targata Lega. Cosa aspettate? E comunicatemela. Basta un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Il bello di avere un numero WhatsApp attivo giorno e notte, una radio che vi legge al volo il vostro messaggio. Sfruttatela questa cosa. Memorizzate, lo dico per i nuovi ascoltatori, sul vostro cellulare questo numero 340 6709 659. Approfitto ancora di qualche minuto libero per portarvi sul quotidiano La Verità, pagina 7, perché La Verità è l'unico giornale che oggi pubblica le foto di Villa Certosa. Vu comprà 500 milioni, le 1001 foto di Villa Certosa, scrive oggi La Verità. Ora la reggia di Silvio può parlare. Giorgio Gandola ci parla della piscina del Cavaliere in bandana con Tony Blair, la pergola dove sonnecchiava Umberto Bossi in canottiera, c'è il cancellone di Punta Lada che i cronisti Solleone o Maestrale non potevano oltrepassare, c'è il salone delle cene con Vladimir Putin, George W. Bush, José María Aznar, e c'è lo scorcio di giardino dove l'ex premier ceco Topolánek passeggiava nudo. Se Villa Certosa potesse parlare, è stato per decenni il sussurro di un popolo di voyeur. Oggi Villa Certosa, siamo in Sardegna, parla. Lo fa attraverso le oltre 100 foto che il broker Carwood, partner di Beverly Hills, ha messo online sul sito De Certosa Estate per testimoniare l'unicità del paradiso a Porto Rotondo, Costa Smeralda, Sardegna, che fu la resistenza estiva di Silvio Berlusconi. Oh, c'è scritto resistenza, forse volevano dire residenza, ma anche resistenza sicuramente. Quei muri, i muri di Villa Certosa, parlano e tornano a ricordarci 30 anni di storia d'Italia. Il portafoglio serve a giustificare il prezzo, 500 milioni presso potenziali acquirenti, sceicchi arabi, petrolieri americani, oligarchi russi, sociopatici, siliconballistici,
tennis da slam, i tennisti da slam, eventualmente interessati alla proprietà più costosa mai messa sul mercato in Italia. Sono 2200 metri quadri interni con 14 camere da letto, 14 bagni, aree di fitness, talassoterapia, relax, logge, terrazze, saloni che guardano il Golfo di Marinella. Nei 580.000 metri di parco, l'area è più grande del Vaticano, si contano 7 piscine, una laguna e un vulcano artificiale, 2 laghi, Palm Lake e Bio Lake, la grotta di Nettuno, ma c'è anche un teatro in stile greco, un campo da calcio grande come San Siro, un eliporto, un bunker nucleare, il museo dell'Ibisco, l'impianto di dissalazione dell'acqua di mare e una cappella con altare. Il tutto inserito in un immenso giardino all'inglese con piante autoctone fino alla scogliera, una piccola città del lusso che costa 1 milione al mese solo di gestione ordinaria, mentre noi peones litighiamo sul costo dell'ascensore. Anche per questo la famiglia del cavaliere ha deciso di metterla in vendita. Sua Maestà Villa Certosa, acquistata quando si chiamava ancora Villa Monastero ed era di proprietà del padrone della rete TV La Voce Sarda, Gianni Onorato. Rappresentava in purezza il berlusconismo da weekend. Era la Camp David sarda, la Mar-a-Lago di Gallura, con lampi di genialità fashion. Nel 2003 esce il primo film dei Pirati dei Caraibi con Johnny Depp, successo mondiale, ed ecco che l'estate successiva Berlusconi accoglie in Sardegna il premier Tony Blair e la moglie Cherie con un look corsaro da azzardo assoluto. Ricorderete, bandana bianca su abbigliamento total white, memorabile per un uomo politico. Lui spiega che si tratta di un accorgimento per proteggere i capelli dopo un recente trapianto. Le foto fanno il giro del mondo anche senza Instagram. La sinistra da Capalbio si consola riproponendo il daguerrotipo di Aldo Moro che passeggia sulla spiaggia in giacca e cravatta per enfatizzarne la sobrietà. Paragone perdente, nessuna convergenza parallela con il sentiment degli italiani. La politica estera passa da quei saloni dove il cuoco Michele Delizia ha gli ospiti con il famoso menù tricolore, il tris di pasta con gnocchetti al pomodoro, mezze maniche al pesto, fettuccine, panna e zafferano, poi aragosta e gelato, bandito l'aglio sempre e comunque. Il glamour passa da quelle piscine dove Topolanec e i figli si immergono come mamma li ha fatti. Passa dalle esibizioni canore del padrone di casa sotto la luna e dagli accordi parlamentari affinati sugli scogli sotto tende moresche tra gli spruzzi. Per riprodurre tutto ciò, Paolo Sorrentino nel film Loro ha dovuto affittare l'Argentario Golf Hotel di Porto Ercole. Leggendario il Ferragosto del 94, quando in piena fibrillazione di governo Berlusconi invita Umberto Bossi per convincerlo a non attuare il ribaltone che invece avverrà a Natale. Il senatore preferisce acquartierarsi con i fedelissimi nel residence da ceto medio riflessivo di Vito Gnutti al Pevero. Noi non andiamo dal Berlusca, se vuole sa dove trovarci, disse. Comincia la partita a scacchi, alla fine Bossi, immortalato in canottiera e toscano in mezzo al lusso certosiano, dopo un consiglio dei ministri balneare, diventa un'icona pop. Il distinguo è cercato, la simbologia è palese. Noi siamo gente del popolo, ma anche lui è lì, a casa del CAV, sotto le fresche frasche. Villa Certosa ha vinto ancora. Questo è il bell'articolo che campeggia a pagina 7 del quotidiano La Verità con le 1001 foto di Villa Certosa. E con questo il Sammy Varin ringrazia Francesco in regia e tutti voi che ci avete ascoltato. Me ne vado, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domani alle 7:30.